Ragazzi, questa sera siamo a Santo Stefano Quisquina per il terzo DJ Day Montisicani Contest con Giuseppe Clementi. Ciao Giuseppe. Ciao Omar, ciao amici di Generazione Non Stop. Sì, ci ritroviamo di nuovo qua dopo 2 anni per la terza edizione del DJ Day, così battezzato nel lontano 2007 con la prima edizione, quindi continuiamo su questa scia, questa, diciamo così, ricetta. Quest'estate all'interno di Generazione Non Stop Summer TV anche Giuseppe Clementi è stato ospite per suonare questi 20 minuti di DJ set, del DJ set che appunto così ha inventato un pochino, ha improvvisato o ti eri preparato? Sì, ho improvvisato, però la cosa che più mi ha un po' sconvolto è stato il caldo, perché effettivamente c'erano 43 gradi, io non ero, cioè, sinceramente se sapevo che c'era quella temperatura nemmeno venivo. No, comunque il DJ è abituato sto scherzando, a suonare di sera con quel caldo. Esatto, siamo abituati in ambienti poco radiati dai raggi solari, appunto. Allora torniamo comunque è stata una bella esperienza e ti ringrazio per avermi dato questa possibilità. E allora adesso DJ Day, terzo DJ Day, la tua esperienza da organizzatore? Diciamo che l'esperienza va avanti, c'è sempre qualcosa da correggere, qualcosa da imparare, però ce la mettiamo tutta ogni anno per far sì che la serata riesce nel miglior modo possibile. Quanti DJ ci sono stati presenti questa sera? 12 DJ provenienti dalla provincia sia di Agrigento che di Palermo, comunque è una bella situazione. Un ringraziamento particolare a tutti i DJ che hanno partecipato a questa terza edizione del DJ Day. Chi vogliamo ringraziare per l'organizzazione oltre te? Ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco Stefano Leto Barone e l'assessore Maurizio Cimò per avermi dato appunto la possibilità di organizzare il terzo DJ Day Montisicani. 1, 2 e 3, Generazione. Ci siamo quasi. Sì, dovremmo un tantino essere più felici, giusto un tantino più felici. Allora, 1, 2, 3, Generazione. Ringrazio anche i due presentatori, Eros e Massimo, per il loro prezioso aiuto. Grazie Giuseppe. Grazie a te. Allora, mi raccomando, organizza il quarto DJ Day, speriamo di farlo anche il prossimo anno. Ok, io me lo auguro. Ecco. È l'unico nei Montisicani. Grazie Giuseppe, a nome di tutti i DJ. E grazie a tutti, grazie Omar e grazie amici di Generazione Non Stop. C'è qualche DJ nuovo che gli altri anni non ha partecipato qui al concorso? Sinceramente di DJ nuovi ce ne sono stati, c'è qualcuno che era già presente e l'abbiamo così messo dentro soltanto perché per fare vedere come lavora, però cerchiamo di dare spazio ai nuovi talenti e per inserirsi in questo settore un po' particolare. Noi in questi casi ringraziamo sempre quando le amministrazioni danno spazio ai nuovi talenti, che siano DJ, che siano cantanti, che siano ballerini, insomma. Sì, effettivamente noi ringraziamo il comune di Santo Stefano Quisquina, il sindaco Leto Barone e tutti coloro che ci stanno a fianco perché hanno creduto in questo evento e ci hanno dato lo spazio e l'aiuto per poter portare avanti questa manifestazione importante per noi. Al DJ Day. Qui al terzo DJ Day c'è anche Valerio M. Ciao Valerio. Ciao. Allora, anche quest'anno presenterai il tuo singolo, quindi in questo caso stasera sei ospite. Sì, stasera sono ospite, siamo ospiti insieme a questi fantastici ragazzi che ve li presento subito. Tony Rock, che è il produttore anche di questo brano, e Chiello, che è la voce del brano appunto che stiamo lanciando adesso. Il nome del brano? Baila Bailando. Baila Bailando, che lo possono sentire e trovare? Sì, sì, lo possono trovare in tutti i negozi di dischi, anche in digitale. Baila bailando, baila bailando, esto es compensando, bailando, baila bailando.
stiamo facendo abbastanza visualizzazione anche con il videoclip ufficiale che abbiamo girato 2 mesi e mezzo fa e abbiamo già raggiunto le 42.000 se non sbaglio visualizzazioni, insomma una grande soddisfazione, sì. Da quale notte folle è nata Baila Bailando? Allora, è nata un giorno, si stava avvicinando l'estate, abbiamo pensato che ci voleva il pezzo estivo, il tormentone, ci siamo sentiti in giro di 3-4 ore, tutti assieme abbiamo spornato questo che speriamo stia diventando un tormentone. Il testo chi lo ha inventato? Questo hanno elaborato loro due. Giacomo Chiello e Valerio Macaluso, e poi abbiamo lavorato sullo strumentale noi due. Bailando, mueve tu cuerpo, sigue el ritmo, moviendo la cabeza. Esta noche bienvenido a la fiesta. Dame tu cuerpo, mami, dale, me vuelve loco, mami. Sé que te gusta mucho el mojito. Anche Angelo Capobianco questa sera qui a sfidarsi tra i DJ di questa serata del terzo DJ Day. Allora Angelo, è la prima volta che partecipi tu a questi incontri con i DJ? No, questa per me è la seconda volta. La prima volta ho partecipato nel 2007, mi sono classificato quinto posto, diciamo. Sempre nel DJ Day? Sì, esatto, sempre qui a Santo Stefano. Qual è la musica tu che suonerai questa sera? La musica che suono è quella che piace ai ragazzi di questa zona, quindi prettamente house commerciale. Ok, come per esempio? Ad esempio DJ Antoine, Mascerie, queste cose così. Ok, quindi la musica che trasporta, la musica commerciale, quella che va più di moda, ecco. E va fortissimo anche la musica con influenze dalla Romania, dai produttori romeni. Com'è questo incontro con altri DJ? È un modo per socializzare, è un modo per conoscersi, è un modo anche per rivedersi? Praticamente per me è un motivo di ansia pazzesca perché soffro molto di ansia quando ci sono queste cose. Praticamente io faccio delle serate con molta gente e non c'è nessun problema, però se so che devo essere valutato come in questo caso per soli 10 minuti mi sale un'ansia pazzesca. Davide Chiarchiaro, adesso lo buttiamo là sotto. Non ci credo. Ovvero Dave C. Dave C. Allora, salve a tutti. Hai mai partecipato? No, in questo no, in questo DJ Day è il terzo e per me è il primo. E ad altri? Ad altri sì, ho partecipato ad Alia, abbiamo fatto il contest anche con la radio Passion Dance, la radio che suono anch'io, faccio il mio programma musicale. E poi abbiamo fatto un altro contest. Ricordo dove, però ne ho fatti parecchi. Cosa si prova? Dai, raccontaci un po' l'emozione a aspettare il tuo turno. Beh, l'emozione è che essendo qua a guardare gli altri che suoni hai sempre la tensione, perché quando poi arrivi a una certa, là davanti magari senti un po' impanicato, hai la preoccupazione di sbagliare e quindi la tensione si sente. Però alla fine siamo qua per divertirci, partecipare soprattutto e che vinca il migliore. È bella la sfida, dà un sacco di adrenalina. Infatti sì, vedo siamo parecchi DJ che stiamo partecipando quest'anno. Ce ne siamo parecchi e quindi abbiamo ognuno i nostri livelli. Quali sono gli scongiuri che tu fai? Non ho scongiuri, non so proprio. C'è chi viene acchiappa lo stress, chi acchiappa la cacarella. Sì, te cosa? sì, infatti a me mi prende tutto, guarda, a momenti mi butto di qua sotto.